arrivati in procura gli esiti degli esami tossicologici su Alex Marangoni, il 25enne di Marcona morto all'abbazia di Vidor. Fatale il mix di cocaina e ayahuasca che gli avrebbe procurato una crisi psicotica. Tragedia sfiorata su Segana dove un'autobotte è piombata nel cortile di una casa. All'interno c'era un anziano, ha avuto paura, racconta ancora scosso ai nostri microfoni. Traffico di cocaina tra Veneto ed Emilia-Romagna, smantellata una rete criminale di narcotrafficanti, 23 persone indagate, perquisizioni a Treviso, Vicenza, Belluno e Ravenna. Primo uscita ufficiale per il candidato del centro-sinistra Giovanni Manildo, che oggi a Padova ha incontrato gli studenti alla mensa universitaria. L'ESU attacca utilizzo distorto degli spazi. Vandali accendono in tarda serata un falò nel campo da basket di San Cipriano che doveva essere inaugurato fra qualche giorno, un danno alla comunità che ha mandato su tutte le furie il sindaco di Roncade. A Mogliano non è passata inosservata la storia che vede protagoniste tre quindicenni, niente violenza o bullismi, ma una bella storia che racconta come anche di questi tempi esista comunque una meglio gioventù. Colori, vento e creatività tornano a disegnare il cielo dell'Alpago. Il 2 e 3 agosto si rinnova l'appuntamento con il Festival degli Aquiloni al lago di Santa Croce. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Dunque il giallo di Vidora con la morte di Alex Marangoni, il 25enne di Marcona, in apertura della nostra edizione trevigiana dei telegiornali, perché c'è un elemento che era atteso. È stata riscontrata l'ayahuasca, sono arrivati infatti gli esami tossicologici su Alex Marangona, sono arrivati in procura a Treviso. Quindi nel sangue di Alex c'erano tracce di ayahuasca e cocaina. Quali saranno le ripercussioni? Ce lo dice Daniela Sizia nel nostro servizio di apertura. Un mix di droghe che gli ha procurato una crisi psicotica fatale. Le prime verità su quella maledetta sera, quando dopo un rito sciamanico Alex Marangoni, a 25 anni, è scomparso nel nulla. È la notte tra il 29 e il 30 giugno dello scorso anno. Qualche giorno dopo il corpo del giovane viene ritrovato in una secca del Piave a Ciano del Montello. Ad oltre un anno dalla morte del 25enne sono arrivati i tanto attesi esiti degli esami tossicologici. Il ragazzo, che sarebbe caduto dalla terrazza dell'abbazia di Vidor, aveva nel sangue un mix di droghe, alcune assunte nell'immediatezza di quella sera, altre nei giorni precedenti. Fra queste sono emerse nel sangue tracce delle piante con le quali viene preparata l'ayahuasca, una droga illegale in Italia che dà un effetto psicotropo e allucinogeno. A provocare un esito dirompente anche l'assunzione, da quello che sarebbe emerso, di cocaina e di altre sostanze. Dunque la prima risposta è arrivata. Quella sera l'ayahuasca era presente. Gli esiti di questi esami sono già arrivati in procura. Questi risultati aprono altri scenari. Chi avrebbe dato ad Alex quel mix di droghe? Probabilmente l'effetto causato al giovane è stato più grave che agli altri partecipanti, proprio per l'assunzione anche della cocaina. Alex quella notte, dopo aver preso un cocktail di stupefacenti, è entrato in uno stato di alterazione mentale, tale forse da sconvolgergli la percezione della realtà. Ora sarà la procura a dover decidere i prossimi passi. È rimasto aperto intanto il fascicolo per omicidio volontario. Sarà da capire se l'organizzatore Andrea Zuin e i curanderi saranno considerati responsabili della presenza degli stupefacenti durante il rito sciamanico. Fino ad ora avevano dichiarato che l'ayahuasca non era stata fatta circolare quella notte. Ora la verità è venuta a galla, una verità che lascia aperta ancora molte domande. Perché se Alex ha avuto una crisi talmente grave nessuno lo ha fermato e perché l'allarme è stato lanciato dopo 3 ore? A queste domande difficilmente si troverà una risposta. Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio su Segana dove un'autobotte è piombata nel cortile di un'abitazione privata. All'interno c'era un anziano che dice ai nostri microfoni: ho avuto paura. L'autista è uscito illeso dall'abitacolo. Le testimonianze sono state raccolte sul posto da Nicoletta Rizzetto. Sì. Ha preso paura? Tanta e sto ancora prendendo paura. Così, sono ancora qua, sono schifata e basta.
Una traiettoria impazzita, una strage sfiorata. Erminio Fagherazzi si trovava in casa quando un'autobotte gli è piombata in giardino in via Barca tra Susegana e Colfosco, poco dopo l'ora di pranzo. L'anziano è ancora scosso ma consapevole della tragedia scampata, non solo per lui ma anche per l'autista alla guida del mezzo. Sì, ho visto uscire proprio, ho da dire che sono contento di averlo visto. Perché l'ho salutato e bravo che sei ancora qua. A tirare un sospiro di sollievo c'è pure il signor Fabrizio, figlio di Erminio e residente in casa con altri familiari, subito accorsi dopo la notizia dello schianto. Da parte nostra feriti non ce ne sono, buona parte eravamo già al lavoro, eravamo fuori, quindi siamo tornati una volta che i vicini di casa ci hanno avvisato dell'accaduto proprio in tempo reale. Sembrava il terremoto, hanno raccontato altri residenti. Di certo il botto è stato potentissimo e avvertito a centinaia di metri di distanza. Resta da capire il perché di questa fuoriuscita, se un malore o una distrazione. Con operatori del SUEM e vigili del fuoco sono intervenuti anche gli uomini della polizia locale del Coneglianese. Trasportava vino e ancora quasi tutta la parte del carico è uscita, si è sversata appunto nel piazzale e diciamo attorno al giardino di casa. E quindi è rimasto ben poco dentro, all'interno. 15 centimetri di vino che correva davanti alla cucina. Chissà quanti toglieri che le da fuori. 15 centimetri che tanti tutte e due bocchette erano aperte, tutte e due, tutte che correva fuori. 15.000 i litri di vino alla fine dispersi e circa 200 i litri di gasolio. Anche per questo è intervenuta l'ARPAV a raggiungere via Barca, inoltre, una ditta specializzata per la rimozione delle autobotte. Dettagli dopo la grande paura. Alla fine, guarda, l'importante è star bene, tutti quanti. Il resto si ripara. Traffico di cocaina tra Veneto ed Emilia-Romagna, smantellata una vera e propria rete criminale di narcotrafficanti, 23 le persone indagate, perquisizioni a Treviso, Vicenza, Belluno e Ravenna. L'operazione da parte della Polizia di Treviso. Per lo più operai stranieri, molti dei quali di origine dominicana, avevano messo in piedi un'organizzazione criminale dedita al narcotraffico e alla detenzione illegale di armi. Il blitz della polizia è scattato all'alba. In forza gli uomini di varie squadre mobili hanno bussato alle porte degli indagati fra le province di Treviso, Belluno, Vicenza e Ravenna. 26 le persone coinvolte, di cui 23 denunciati. Sono in corso di esecuzione 25 perquisizioni locali e personali nei confronti di altrettanti soggetti indagati per i reati in materia di stupefacenti e di detenzione abusiva di armi. Nel corso di queste perquisizioni sono state rinvenute diverse dosi di cocaina destinate alla successiva vendita, denaro contante e materiale per il confezionamento di sostanza stupefacente. Inoltre sono state arrestate 2 persone in flagranza di reato. Si tratta di un 52enne cubano e un 40enne dominicano residenti a Treviso e Belluno. 3 le ordinanze di custodia cautelare in carcere messe su ordine della procura, un dominicano 40enne ritenuto elemento di spicco del gruppo criminale e altri 2 connazionali sudamericani di 44 e 24 anni, anch'essi destinatari di misura cautelare in carcere ma attualmente irreperibili. Altre 8 persone dovranno invece sottoporsi ad interrogatorio. Durante le perquisizioni un indagato è fuggito ma è stato bloccato dalla polizia dopo 1 chilometro. L'indagine avviata nel giugno 2023 ha permesso di ricostruire una rete ben organizzata composta da 15 cittadini dominicani, 4 italiani, 2 marocchini, un cubano e un ecuadoregno, di età compresa tra i 24 e i 53 anni. L'operazione denominata Focus 23 è scattata quando la polizia ha attenzionato una Ford Focus che quasi quotidianamente viaggiava tra Treviso e Ravenna. Come gestivano questa attività? La gestivano principalmente trasportando sostanza stupefacente del tipo cocaina su delle autovetture munite di doppio fondo fra le province interessate, vendendole poi a soggetti che a loro volta si occupavano dello spaccio al dettaglio. Il gruppo aveva contatti con esponenti del narcotraffico all'estero. In un caso vi era stato il tentativo di approvvigionarsi un grande quantitativo di cocaina dalla Spagna, bloccato poi dalle autorità locali. Nel corso delle perquisizioni sono state sequestrate diverse dosi di cocaina,
100 grammi tra hashish e marijuana, materiale da confezionamento ed oltre 30.000 euro in contanti. La droga sequestrata era occultata in barattoli, garage e ripostigli. Un carico intercettato dalla polizia conteneva 1,5 kg di cocaina, una cifra che va moltiplicata per oltre un anno di traffici illegali. Una vasta rete smantellata, ma le indagini sono tutt'altro che concluse. Aziende da spolpare, finanziamenti pubblici da percepire in maniera del tutto illecita erano gli obiettivi di un'associazione per delinquere smantellata dalla Guardia di Finanza di Treviso, a capo un imprenditore padovano. Truffe su finanziamenti pubblici e associazione per delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta e all'autoriciclaggio. Sono 11 i soggetti denunciati dalla Guardia di Finanza di Treviso, che ha posto agli arresti domiciliari un imprenditore padovano ritenuto essere al centro del più ampio ingranaggio. L'imprenditore acquisiva società allo scopo di spolparle e condurle al fallimento. Con i beni che incamerava replicava il meccanismo. Non solo, definendosi un business angel di aziende in difficoltà, è riuscito a far rientrare nel suo giro d'affari occulto 2 aziende trevigiane attraverso le quali ha ottenuto da Simest, società del gruppo Cassa, Depositi e Prestiti, finanziamenti pubblici per 1.700.000 euro che sulla carta dovevano servire all'internazionalizzazione delle imprese stesse. Ed è sull'erogazione di questi fondi che la Finanza ha dato avvio all'indagine. Nel corso del controllo i finanzieri hanno riscontrato che i lavoratori dipendenti di questa società in realtà non sono mai andati all'estero, non hanno mai partecipato a delle fiere o degli eventi pubblici per pubblicizzare appunto le attività svolte dalla società, e la documentazione che è stata esibita a Simest per ottenere la patrimonializzazione, finanziamenti finalizzati alla patrimonializzazione dell'azienda, in realtà era falsa. Le 2 società sono state poste in liquidazione giudiziale e dai fascicoli di indagine sul loro fallimento sono emersi ulteriori elementi. È stato accertato che i fondi pubblici sono stati poi successivamente distratti e utilizzati per acquisire delle ulteriori società che magari in quel momento dal punto di vista commerciale non navigavano in buone acque, ma avevano una patrimonializzazione importante, avevano degli asset rilevanti che potevano essere utilizzati dal sodalizio criminale per remunerare la propria condotta illecita e per acquisire successivamente ulteriori società e proseguire il disegno criminoso. Oltre 1.600.000 euro sono stati distratti dal patrimonio di 6 società. Questo denaro è stato utilizzato per acquisire ulteriori società e quindi per continuare il meccanismo criminale e per remunerare gli appartenenti al sodalizio, quindi tutte quante le spese correnti e quotidiane dei soggetti che appartenevano al gruppo di fatto. Vandali accendono in tarda serata un falò nel campo di basket di San Cipriano, che doveva essere inaugurato fra qualche giorno, un danno alla comunità che ha mandato su tutte le furie il sindaco Donadella. Dovevamo aspettare gli ultimi adempimenti burocratici, amministrativi per poterlo aprire. E quello lì è il risultato. Ci vengono chiesti nuovi spazi, nuove aree per i giovani e per colpa di 2 o 3 siamo costretti a chiudere e a riaprire chissà quando. Nessuna palla a 2 o ragazzini con la maglia di Michael Jordan o Kobe Bryant a tirare a canestro. Il campetto da basket che doveva inaugurare a giorni resterà chiuso per un po'. Un gruppetto di vandali ha pensato bene di mettersi proprio al centro del campo da gioco e fare un falò. Hanno raggruppato delle bottiglie di plastica, cartoni, un pezzo di rete da cantiere e l'hanno bruciata in mezzo al campo. Non si sa per quale motivo. Ok, magari questi sono anche contenti oggi di vedere il video su Antenna 3 o l'intervista, perché magari si fanno anche belli, però vi dico solo una cosa: avete fallito, perché questo è un atteggiamento che noi non accettiamo. Assolutamente. Protagonismo che comunque avrà un prezzo e che il sindaco è ben determinato a far pagare. Il campetto, costato 70.000 euro tra fondi pubblici e privati, aveva già cominciato a funzionare ed era un punto di orgoglio e di riferimento per tutta la comunità. Comunque io invito gli autori ad autodenunciarsi, ad andare dalla polizia, perché già qualche indizio ce l'abbiamo, già questa mattina qualcuno si è presentato in municipio per dire: sindaco, ho visto questo, quindi è bene che si autodenuncino, che vengano in municipio o dalla polizia a parlare assieme, che ci mettiamo d'accordo, perché capiamo che l'età che va dai 14 ai 18 anni in alcuni momenti può essere un'età anche difficile, ma è bene che ci accordiamo, altrimenti noi arriviamo ai colpevoli e poi le famiglie pagheranno il danno subito, il danno creato a tutta la comunità.
Vandali, bulli, chiamateli come volete, in azione anche a Casale sul Sile. Nella notte ragazzini in bici hanno lanciato petardi nel giardino dei residenti di via Ponte Nero e non è la prima volta che capita. Questo è il petardo che mi sono trovato davanti casa a luna di notte, dopo aver ripreso dei ragazzini verso mezzanotte e un quarto, per aver visto proprio loro che tiravano dei petardi più grandi dentro a case di quelle davanti a me, insomma. Una serata decisamente movimentata, quella di un comprensorio residenziale di via Montenero a Casale sul Sile, che si è ritrovato a fare i conti con le ennesime bravate di un gruppo di ragazzini che prima ha staccato il quadro elettrico delle abitazioni e poi ha lanciato petardi a caso dentro i giardini che venivano loro a tiro. Penso che abbiano tirato giù come bravata gli interruttori di tutti quanti, di tutto il condominio, e li ho visti fuori che tiravano questi petardi dentro alle case altrui, insomma. E poi li ho ripresi, mi hanno anche un po' presi in giro e ovviamente poi ho detto andate a casa sbarbati, giustamente gliel'ho detto, insomma. E niente, tutto qua. Poi alla fine mi hanno aspettato e verso l'una, quindi sono tornati dopo 3/4 d'ora, sono tornati e mi hanno tirato davanti casa questo petardo grande. Il botto è stato molto forte, quello senza ombra di dubbio. Ragazzini che a Casale girano di notte e sui quali ci si pone qualche domanda. Secondo me erano delle medie, perché le biciclette erano più grandi di loro. E vedere bambini, proprio perché sono bambini ancora, a luna di notte in giro, mi pare molto strano. Soprattutto perché ho capito tutto, però i genitori, alla fine... Qualche giorno fa altri giovanissimi ubriachi avevano lasciato le loro tracce corporee in via Kennedy e al parco di giorno molti si divertono a zigzagare e a impennare in bicicletta tra le famiglie con bambini. Ma ad ottobre scorso un anziano aveva addirittura avuto un danno uditivo per lo scoppio di un petardo ravvicinato. Che succede a Casale? Che succede a Casale? Esatto, cosa succede a Casale? Non so. Dobbiamo ristabilire un po' l'ordine, perché non è giusto che... Ci troviamo veramente a questo punto. Una volta mia nonna lasciava anche la chiave fuori dalla casa, alla fine sono 25 anni fa, mia nonna lasciava le chiavi fuori dalla porta perché noi nipoti potessimo entrare senza problemi. Ladri invece in azione la notte appena trascorsa nel territorio di Zerobranco, diversi tentativi di intrusione, ma in un solo caso i malviventi sono riusciti a entrare e ora stanno per essere identificati dai carabinieri grazie alla fitta rete di telecamere in zona. L'unico colpo messo a segno è stato alle 4 del mattino in una casa di via Albera a Sant'Alberto. Casa a soqquadro e qualche oggetto portato via in fretta e furia dai malviventi, probabilmente una banda che ha imperversato per tutta la notte nel comune di Zerobranco. Infatti alle 3 hanno tentato senza successo in via Moro, poi in via San Martino, via Casarini e in ben 2 abitazioni intorno all'una in via Mascagni. Tutti i colpi andati a vuoto, in gran parte per i sistemi d'allarme o per le inferriate che hanno difeso le abitazioni. Ladri che però stanno per essere identificati dai carabinieri grazie alla fitta rete di telecamere presenti in tutto il territorio, risultato del progetto Sicurezza di Zerobranco. I cittadini di una via o una piazza acquistano un occhio elettronico e il comune provvede all'installazione oltre che a tutte le pratiche per la privacy. Le immagini arrivano negli uffici della polizia locale che registra 24 ore su 24 quello che accade nel territorio. Un vero e proprio investimento per tutti. Un progetto che dopo 6 anni ha già dato dei risultati. Sì, ormai siamo quasi a 100 telecamere in tutto il territorio comunale e ci sono delle zone che sono effettivamente molto controllate, ma soprattutto questi filmati, queste immagini sono utilissimi per le forze dell'ordine. Anche di recente, purtroppo a seguito di alcune truffe agli anziani, grazie ai sistemi di videosorveglianza, i carabinieri sono riusciti a individuare i colpevoli e ad arrestarli. Oltre alle telecamere, a Zerobranco è attivo anche il controllo di vicinato, ma per evitare brutte sorprese l'appello del sindaco è prevenire.
Evitare il più possibile i soliti consigli di lasciare le finestre aperte, di lasciare le porte aperte, se c'è l'allarme accendetelo, cercate di essere più attenti e più accorti possibile, purtroppo, ma al contempo anche però di aderire alle forme di controllo diffuso come quelle del controllo di vicinato, perché sono utilissime. Anche nelle settimane scorse ci sono stati altri episodi, grazie al controllo di vicinato i carabinieri hanno avuto gli elementi necessari per procedere con le indagini e quindi per provare ad arrivare direttamente ai colpevoli. C'è poi la politica con la prima uscita ufficiale del candidato presidente del centro-sinistra Giovanni Manildo. Oggi l'ex sindaco di Treviso era a Padova, ha incontrato gli studenti universitari. La Regione deve assolutamente dare di più sul tema delle borse di studio, sul tema della garanzia dei trasporti. Abbiamo toccato oggi il tema dei trasporti, si è auspicato da più parti il tema del biglietto unico, se ne parla tantissimo, ma ritengo che sia uno dei temi importanti per garantire una maggiore libertà di movimento, non soltanto dei giovani ma di tutti, affrontare questo tema. Parte dall'Università di Padova e dai giovani la maratona elettorale del candidato presidente del centro-sinistra Giovanni Manildo, che da qui alle prossime settimane incontrerà anche imprenditori e amministratori locali. Una campagna, la definisce il diretto interessato, casa per casa, azienda per azienda. Nella città del Santo, quindi, la prima uscita ufficiale dell'ex sindaco di Treviso, che nel presentarsi utilizza un aggettivo più di altri. Moderato è una persona che ha delle idee ben salde, ha anche una tenacia e uno spirito forte per perseguirle, ma ha un atteggiamento di ascolto e di dialogo anche su idee diverse dalle proprie e non parte da preconcetti o pregiudizi. Per me questo vuol dire essere moderato e penso che sia un punto di forza all'interno della coalizione anche per parlare al Veneto. Ma un conto è parlare ai veneti, un altro il dialogo interno tra le forze della coalizione. Su questo Manildo rivendica mani libere e lo fa anche guardando a una possibile giunta. Non ho ricevuto limiti, ho ribadito dall'inizio la mia autonomia decisionale ascoltando tutti, quindi il tema di una futura squadra sarà legato alla competenza, legato alla valorizzazione del percorso fatto, quindi non ho ricevuto vincoli o imposizioni, siamo proprio costruttivi in modo positivo. Costruttivo anche il confronto con Azione, prevale la fiducia su un imminente apparentamento che strizza l'occhio in maniera evidente proprio all'elettorato moderato. È una questione che dovremo definire proprio nei prossimi giorni, io mi auguro che ci possa essere questa adesione, naturalmente sono adesioni di carattere programmatico, si decide da che parte stare, se si ha una visione comune, se si hanno dei programmi comuni. Sono confidente che si possa ulteriormente allargare la nostra coalizione. Ma c'è anche la prima polemica, a sollevarla il presidente dell'ESU di Padova, che ha in gestione gli spazi della mensa universitaria, che dice: eravamo all'oscuro della conferenza stampa di Giovanni Manildo, siamo davanti a un precedente deprecabile e a un pessimo esempio di utilizzo distorto degli spazi destinati al diritto allo studio universitario. Queste dunque le parole del presidente dell'ESU, Giuseppe Maschera. E noi adesso andiamo a Mogliano per una storia davvero a lieto fine, il gesto di 3 quindicenni che hanno trovato e riconsegnato un portafoglio con all'interno 2.500 euro. Mi hanno detto che l'hanno trovato lì in quel momento e quindi non sapevano esattamente cosa fare e lo consegnavano a noi. L'oggetto in questione era un portafoglio in una storia che per una volta racconta la meglio gioventù, in questo caso moglianese. Nello specifico 3 ragazzine quindicenni che vanno a prendersi un gelato e per terra vedono quello che sembra un pacchettino, tanto era gonfio di documenti e soprattutto denaro. Il portafoglio lo raccolgono e senza pensarci un attimo non solo non lo aprono, cosa che avrebbe fatto chiunque per curiosità e per capire chi fosse il proprietario, ma lo consegnano subito al gestore della gelateria. E niente, allora siamo andati alla caserma dei carabinieri, abbiamo denunciato il fatto. Solo lì si scopre che oltre ai documenti ci sono 2.500 euro in contanti. Il tutto pare sia già stato riconsegnato al legittimo proprietario per una vicenda non solo a lieto fine, ma ad esempio per tanti coetanei delle 3 ragazze
ragazze che hanno ricevuto i complimenti del sindaco a nome di tutta Mogliano. Oggi che si parla sempre di più di indifferenza, di un mondo giovanile senza valori, questo gesto invece si dimostra all'opposto. È un bellissimo esempio di 3 ragazze che hanno recuperato questo portafoglio e l'hanno portato ai carabinieri, quindi io le ringrazio a nome della città e li aspetto qui per ringraziare di persona. E se da un lato sono attesi in municipio, dall'altra parte della piazza ci sono pronti i gelati per loro, ma anche per il proprietario del portafoglio. Volevo lanciare un piccolo appello al proprietario che è ritornato in possesso dei suoi averi, di essere grato verso queste giovani ragazze, perché insomma non è una cosa da poco e anche che non succede tutti i giorni che dei ragazzi giovani abbiano queste idee, insomma queste iniziative, quindi un incontro potrebbe essere una bella cosa, magari davanti a un gelato, visto che siamo anche che quello lo offre lei. Certo, sicuramente. Saldi estivi, partenza fiacca a Treviso. Io faccio un riferimento dei saldi legati alla sola città di Treviso. Non sono stati dei saldi al momento esaltanti, sono in linea con l'annata. È una partenza tiepida quella dei saldi estivi 2025 a Treviso. Iniziati nel rovente primo weekend di luglio, sono proseguiti all'insegna del modesto interesse da parte dei consumatori. Meglio, sono andate le vendite per quei negozi che sono partiti fin da subito con sconti elevati del 50%, molto più fiacche per chi ha adottato la politica del basso sconto nel primo periodo delle svendite. Insomma, il trevigiano o risparmia veramente o tende a posticipare l'acquisto. Alcune merceologie hanno presentato una fiammata iniziale e poi subito un rallentamento, altre una partenza un po' più lenta. Nel complesso sono saldi che ci risultano medi, nulla di particolare. E sta facendo il giro del web l'immagine della commerciante che ha deciso di tenere chiuso il negozio per occuparsi dei nipoti. Il messaggio esposto nella sua vetrina di via Fra Giocondo a Treviso è stato subito notato e postato sui social. Immediati commenti, tutti positivi per la scelta di questa negoziante che ha voluto comunicare così alle clienti il suo modo di conciliare lavoro e famiglia. Tra l'altro in tanti hanno anche sottolineato che mai come di questi tempi le nonne si confermano pilastri delle famiglie. Sono pronto a portarvi a Zero Branco e a Spresiano, ma lo farò subito dopo la pubblicità, fra poco. Dicevamo a Zero Branco dove è arrivato un altro ospite di grande livello al Festival di Villa Guidini. Paolo Ruffini trascina il pubblico e riceve ben 10 minuti di applausi. Finisce così, con oltre 2.400 spettatori che regalano 10 minuti di standing ovation al debutto nazionale del nuovo spettacolo di Paolo Ruffini, che unisce ironia, spiritualità e inclusione in una serata indimenticabile per Zero Branco. Si chiama Din Don Down, alla ricerca di Dio, che ha aperto il suo tour nazionale proprio nel parco di Villa Guidini, con un successo travolgente. L'opera si avventura dentro temi profondi come la disabilità, l'identità e la spiritualità, trovando nell'ironia la chiave per abbattere barriere e pregiudizi. Come dice lo stesso Ruffini, Dio è molto meno permaloso di certe associazioni di categoria e noi scherziamo su tutto e con tutti perché crediamo che sia il modo più diretto, onesto e profondo per includere davvero. Credo che sia questa la grande facoltà anche che c'ha il teatro, cioè quello di buttare un faro sopra un essere umano e quell'essere umano diventa un'occasione. Diretto da Lamberto Giannini e accompagnato dalle musiche dal vivo di Claudia Campolongo, Din Don Down è un viaggio che indaga il profondo, fa riflettere, ma non rinuncia alla leggerezza. Prima dello spettacolo, Ruffini ha incontrato le autorità locali, l'assessore ai servizi sociali Lucia Scattolin e la consigliera delegata alla formazione Rachele Tortora per un confronto sui temi dell'inclusione e sul linguaggio teatrale come strumento di cambiamento. Ora il Festival di Villa Guidini prosegue con gli Abba Dreams, i Barbascura X e il gran finale con Canto Libero. Ora al laghetto delle Bandie a Spresiano per la gara internazionale di canoa sprint.
Una 3 giorni di competizioni serrate, ma anche di divertimento e convivialità, che ha visto la partecipazione di quasi 300 atleti in rappresentanza di 31 società provenienti anche da fuori regione. La manifestazione è stata organizzata dal Canoa Club Sile presso il laghetto Le Bandie di Spresiano, che si è dimostrato ancora una volta all'altezza della situazione. Le gare in programma di canoa e paracanoa prevedevano tutte le categorie, dai cadetti ai master, ben 250 le race svoltesi nei 3 giorni, con grande soddisfazione da parte di tutti i protagonisti. È uno spettacolo vedere tutti sti ragazzi qui, ragazzi che si applicano in uno sport così sano, così anche faticoso, e vuol dire che i ragazzi hanno ancora tanta voglia di impegnarsi e di dimostrare che hanno dei talenti e del valore. Questo ci riempie d'orgoglio. Poi qui abbiamo una location che per questo tipo di manifestazioni è l'ideale, perché le canoe non hanno motore, per cui vanno come una freccia, l'acqua è perfetta anche per fare questa manifestazione. E andiamo adesso a Belluno. Solo un esame esterno della salma, nessuna autopsia. Le cause della morte di Gaia De Gol, 15 anni, di Lentiai, sono chiare per la magistratura bellunese, che sulla tragedia accaduta martedì pomeriggio a Cesana Beach ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio colposo, al momento senza indagati. Stasera un momento di riflessione nella chiesa di Lentiai, a seguire una fiaccolata organizzata dagli amici della giovane per stringersi alla mamma, ai fratelli e a tutti i parenti. Frattanto è polemica sullo scempio che i post sul tragico episodio dei quotidiani e dei siti online hanno causato, ospitando commenti irripetibili dei soliti leoni da tastiera che hanno indignato la comunità e non solo. Lutto a Palazzo di Giustizia per la morte di Antonella Coniglio, presidente del Tribunale di Belluno per 2 mandati. Aveva 68 anni ed è stata sopraffatta da un male incurabile scoperto 2 anni fa che l'aveva costretta al pensionamento anticipato. La giudice Coniglio era originaria di Palermo, ma da una quarantina d'anni viveva a Belluno, dove aveva sposato il generale dell'aeronautica Carlo Giuliana. Profondo il cordoglio del Tribunale e della Procura della Repubblica, strutture per le quali Antonella Coniglio ha profuso tutto il suo impegno, scongiurandone la chiusura. Fra i messaggi anche quello del presidente della provincia Roberto Padrin. La data del funerale non è stata ancora resa nota. Parliamo di opere pubbliche e parliamo in particolare del Ponte delle Erte. Oggi importante taglio del nastro sulla Neve Galla. È un intervento sicuramente importante, ma l'importanza io lo sottolineo anche considerando il fatto che questo fa parte di un tassello di investimenti che fa la Regione su questo territorio ormai in maniera consolidata da anni, sia per la manutenzione del Nevegal, 500.000 euro negli ultimi 10 anni solo per la manutenzione, più 12 milioni e mezzo di investimenti sul territorio del Comune di Belluno per la mitigazione del rischio idrogeologico attraverso il Genio Civile e i servizi forestali con gli operatori di Veneto Agricoltura, ma all'interno di quel disegno complessivo di mitigazione del rischio della Regione Veneto che cuba fino adesso 2 miliardi e 2 di opere realizzate per ridurre il rischio idrogeologico. L'intervento inaugurato è quello del Ponte delle Erte, che sta nella parte alta del Nevegal. Un ponte che da una portata di 9 tonnellate è stato portato a 40 e che è costato 280.000 euro, di cui 200 messi dalla Regione Veneto e 80 dal Comune di Belluno. Mai dovessero nuovamente avvenire eventi calamitosi come fu nel passato Vaia, che lasciò forte il suo segno sul Nevegal, ora intervenire sarebbe, se necessario, certamente più agevole. Quest'opera è stata importante, è stata condivisa con la Regione, con l'assessore, con i servizi forestali, perché dà la possibilità e permette di andare a gestire meglio tutto il patrimonio boschivo che abbiamo. Il dissesto idrologico ne abbiamo sicuramente tanto e quindi insieme, lavorando in squadra, potremo dare un riscontro a tutte le necessità di questo territorio. Nevegal che resta però teatro di polemiche e di accuse. Dopo una stagione invernale non senza difficoltà, ora sul Nevegal si pensa all'estate. Lo si fa con una pista da sci sintetica e, per chi ama i pedali, con una bike arena, una scuola di mountain bike, un pump track, mentre per i più piccoli verrà allestito un parco avventura. Alte le aspettative. Un'estate in crescendo, sempre meglio, perché stiamo aggiungendo servizi
e questo può solo che far bene al Nevegal. Ci aspettiamo un'estate migliore dell'inverno perché compiamo un anno, quindi diciamo abbiamo messo i denti da latte e perciò speriamo con questi denti da latte di aggredire l'estate e siamo fiduciosi che l'estate sicuramente superi l'inverno e che l'estate sia propedeutica anche al prossimo inverno naturalmente. L'inverno non è stato il successo che si poteva sperare. L'estate è fondamentale possa portare famiglie e turisti sul Colle dei Bellunesi. Come sempre purtroppo le difficoltà ci sono, le stiamo affrontando, le abbiamo affrontate, sono difficoltà che vanno messe in preventivo quando si sviluppa un territorio, ma questo diciamo non ci ha scoraggiato e anzi siamo riusciti a superarle e siamo convinti che sempre di più arriveremo all'obiettivo che ci siamo prefissati. Abbiamo ancora non abbiamo messo in considerazione alcune tempistiche per alcune autorizzazioni che comunque cambiando regione dalla Lombardia al Veneto ci sono alcune cose da adattare, quindi nel cronoprogramma si sono allungati un po' i tempi specialmente per la realizzazione della sciovia delle Erte. Sul Colle si stanno spendendo quasi 2 milioni di euro, di cui 1.200.000 in arrivo dal Ministero per il Turismo. In magazzino ci sono 6.000 dei 7.500 metri di materiale necessario per la pista artificiale e si lavora per preparare il fondo, ma manca ancora il CUP, Codice Unico di Programmazione, che deve essere emesso dal Ministero. La convinzione è che con i primi di agosto si possa sciare. Andiamo in Alpago ora per il Festival degli Aquiloni. Pronti a volare con la fantasia? Il cielo dell'Alpago si trasformerà in un quadro in movimento. È ai nastri di partenza la seconda edizione del Festival degli Aquiloni il 2 e 3 agosto sulle rive del lago di Santa Croce. Un evento che si annuncia entusiasmante dopo il battesimo d'oro dell'anno scorso. Siamo riusciti a riproporre questo festival in un'edizione ancora più importante, ancora più migliorata e potenziata. Il target principale sono ovviamente le nostre famiglie con i nostri bambini e quest'anno offriremo a loro anche la possibilità di giocare assieme ad un aquilone che è offerto da noi come amministrazione. Tra voli acrobatici, laboratori creativi e spettacoli all'aria aperta, il festival porterà al lago famiglie, appassionati e curiosi da tutta Italia. E quando al lago di Santa Croce il vento soffia, tutto prende vita. Il cielo diventa palcoscenico e guardare in su è l'unica regola. Numerosi gli aquilonisti presenti e tante le novità. Tra l'altro avremo presenti gli attuali campioni italiani di volo acrobatico a 2 e a 4 cavi. Poi abbiamo implementato il numero degli aquiloni del laboratorio di aquiloni, quindi per i bambini, e in più avremo anche uno stand che venderà aquiloni per chi vorrà comprare un aquilone già fatto. L'aquilonismo è una grande passione che ha preso nuovo slancio nel periodo post-Covid. C'è da parte delle famiglie la voglia di stare all'aria aperta e di fare qualcosa anche di creativo. E infatti per questo proponiamo sempre il laboratorio di aquiloni per i bambini e quindi di divertirsi all'aria aperta. Una 2 giorni entusiasmante la proposta voluta dal Comitato Alpago Due Ruote e Solidarietà assieme al Comune, eventi volanti e ACS, con il supporto di molti enti e la speranza di un contributo dal Fondo Grandi Eventi della provincia. Non ho ulteriori aggiornamenti da darvi né dalla provincia di Belluno né dalla Marca Trevigiana. Quindi tutto, grazie davvero per l'attenzione. Subito dopo la sigla, come sempre il meteo. Buona serata.